Ciao a tutti, benvenuti su Basilico Channel. Oggi faremo la ricetta del pane, il miglior pane che potete fare in casa con la farina semplice. Vediamo insieme come preparare questa ottima ricetta. Per fare il pane in casa useremo 600 ml di acqua, 1 kg di farina, 2 cucchiai di sale, 1 cucchiaio di zucchero e 10 g di lievito istantaneo. La particolarità di questa ricetta sta proprio nel metodo che utilizzeremo per fare il pane. Allora passiamo alla preparazione. Bene, così siamo pronti. Mettiamo nell'acqua il lievito, la bustina di lievito. Così lo sciogliamo nell'acqua. Ecco qui. Possiamo prendere la farina, questo è 1 chilo, mettiamo l'acqua, e con l'aiuto di questa frusta incominciamo a impastare. Così mettiamo 1 cucchiaio di zucchero, e aggiungiamo tutta l'acqua. A questo punto mettiamo 2 cucchiai di sale e completiamo di impastare. Così abbiamo finito di impastare con la frusta. Oliamo leggermente le mani e dovremmo impastarlo su questo tagliere. L'impasto del pane generalmente è un impasto molto morbido e idratato. Con l'aiuto di un cucchiaio prendiamo tutta questa parte di impasto molle che si è attaccato nel legno. Anche se avete un robot, sempre impastarlo a mano rende meglio il nostro pane. Ok, ci siamo quasi, vedete? Ok, lasciamolo riposare un quarto d'ora
e dopo faremo la forma del filone. Bene, così sono passati circa un quarto d'ora. Vi ho messo un po' di farina di sotto e possiamo fare la forma classica del filone. Ecco qui. Mettiamo bene dentro. Dobbiamo ricordare che poi lieviterà e lo possiamo passare in una teglia che abbiamo già preparato con la carta, vedete? Adesso lo dovremmo fare lievitare per circa un'ora e mezza, 2. Qui il nostro pane è lievitato. Adesso togliamo la pellicola. Possiamo infornarlo. Abbiamo acceso il forno a 200 gradi statico. Prima però di infornarlo, molto importante è mettere sotto il forno, nella parte bassa, una pirofila con dell'acqua, proprio perché aiuterà il pane a cuocere un po' a vapore. I fornai professionisti hanno infatti una funzione nei loro forni che è spruzzare il vapore, ma noi mettiamo questa bassa e poi dopo mettiamo il pane. Bene, ci siamo, possiamo aprire il forno, vedete, è statico. Mettiamo la tellina, non ha senso metterla prima perché non servirà, e così possiamo infornare il pane. Adesso il forno è a 210, lo lasciamo per circa 10-12 minuti così e dopo lo abbassiamo per circa altri 25-30 minuti. Il pane è in forno da circa un quarto d'ora e ancora l'acqua nella teglia di sotto c'è, quindi lo lasciamo così per altri 7-8 minuti. Bene, adesso il pane lo andremo a girare in modo che anche sotto potrà cuocere. Vedete, comincia a fare la crosta di sopra. Con una paletta lo possiamo girare e lasciamolo ancora un'altra ventina di minuti. Ok, il pane è finalmente pronto. Possiamo sfornare. Eccolo qui, vedete? Ecco, il rumore ci fa capire che dentro è cotto. Adesso lo tagliamo per vedere come è venuto dentro. Tagliamo una fetta. Ecco qui. Vedete dentro è cotto. Anche la crosta è bella croccante. Ecco qui, l'abbiamo tagliato pure al centro. Allora provate anche voi questa ricetta. Questa è la ricetta più semplice per il pane da fare in casa. Buon appetito! Avete visto quanto è semplice realizzare il pane? Provateci anche voi. Se volete, iscrivetevi al canale per vedere tutte le altre video ricette. Allora a presto su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.